Massimiliano Pellizzari, il 18 luglio anche l'Associazione Commercianti Centro e i vostri aderenti partecipano alla Notte dei Colori. Sì, questo è un evento importantissimo, vorrei definirlo quasi storico, perché per la prima volta sul volantino si può notare, ve lo faccio vedere, come a fianco delle associazioni istituzionalizzate, vale a dire ASCOM, Camera di Commercio, Confcommercio, c'è anche Associazione Commercianti del Centro, quindi ci sono anche delle realtà sicuramente più piccole ma senz'altro più rappresentative. Noi ovviamente abbiamo aderito all'iniziativa, un'iniziativa che è stata portata avanti, e lo ringrazio pubblicamente, dal sindaco Bitonci, che ha voluto appunto che si creasse proprio questa sinergia tra tutte le attività economiche, e quindi io mi auguro che i commercianti possano rispondere positivamente. Voglio anche ricordare che per la prima volta siamo riusciti ad inserire anche delle vie che fino all'altro ieri erano dimenticate, tutta una sfilza di luci e di colori che possono ovviamente ravvivare quelle zone. Faccio un esempio per tutti: Porta Savonarola, Corso Milano, Piazza Mazzini e Porta Ponte Molino, e poi anche Piazza Insurrezione, quindi voglio dire si è dato un ampio respiro, un ampio risalto. È poco? Forse sì, però questo credo che sia l'inizio di una nuova era.